progetto di rilancio dell'ecologia politica in Italia e in effetti voi vedete che qui sono presenti, è un simbolo questo che riunisce due realtà, i Verdi che sono presenti in Italia dagli anni '80 e Green Italia che ha visto il suo momento fondativo il 1° marzo del 2014 e di cui fanno parte alcuni esponenti che poi prenderanno la parola. Il più noto è sicuramente qui Roberto Della Seta, già presidente di Legambiente e parlamentare ecologista che ha molto lottato per l'ambientalismo all'interno del Senato e che non è stato ricandidato con nostro grande rammarico, ma sarà per la prossima volta. Egli è anche candidato nel suo territorio, cioè nella Italia centrale, ed è qui con noi e lo ringrazio per sostenere la nostra lista. Questa è una lista che è fatta in modo da tenere presente i Verdi, che hanno un'esperienza anche istituzionale molto importante, figure di prestigio nella cultura e anche nelle professioni, come per esempio Susi Bledi, a cui lascerò dopo la parola, che grazie alla sua esperienza di visita e conoscenza del pianeta con il suo lavoro visti per caso, ma non solo, anche con le altre attività più recenti di cui parlerà lei, è una testimone fondamentale di quanto il pianeta abbia bisogno di un nuovo pensiero e di una nuova politica, di una nuova cultura, di una nuova economia che metta al centro la sostenibilità, che metta al centro il cambiamento che è anche appunto culturale, di stile di vita, perfino soggettivo, profondo direi, per far sì che questo pianeta non collassi, perché il cambiamento climatico, lo stato di sofferenza è sotto gli occhi di tutti, il fatto che non si riesca a chiudere con un modello di sviluppo, e qui siamo oggi proprio nel canale della Giudecca a testimoniare che far entrare nella laguna le grandi navi è, non dico un omicidio perché insomma, però è un ambienticidio, non è compatibile con questo ambiente prezioso, delicato e anche che dovrà sopravvivere a tutti noi qui, che si concepisca un turismo del genere. Anche per questo mi fa molto piacere che Susi sia con noi, perché lei sa cosa vuol dire un turismo altro, che è una delle grandi industrie della nostra, anche della nostra città e della nostra Italia, che deve essere però ripensata, anche il turismo deve essere ripensato. Ecco, quindi il nostro progetto non è che sia un progetto ideologico, velleitario o così, delle cose dette ridette, si innesta perfettamente sulle conquiste e sul lavoro politico di un grande gruppo parlamentare, che è il gruppo del Partito Verde Europeo, che è presente da molte legislature e che ha avuto dei risultati anche importanti in tema di cambiamenti climatici, in tema di salvaguardia del territorio, nelle politiche a garanzia anche dei diritti digitali e nel contrasto ai trattati internazionali che mettono a repentaglio l'agricoltura, il cibo, l'agricoltura biologica e il diritto della cittadinanza di sapere cosa i grandi poteri fanno di noi. Ah, grazie. Ecco. A questo punto, di questo magari parlerà dopo Roberto Della Seta, a questo punto lascerei la parola a Susi, che ci dirà i motivi per cui siamo riusciti
una volta veramente tanto, perché non è facile che personaggi pubblici, che personaggi impegnati anche a livello culturale poi ci mettano la faccia nella politica reale, visto che la politica, grazie a tutto ciò che sappiamo, insomma, è inutile ripeterlo, si è molto compromessa e ha creato una distanza veramente difficile da colmare tra la cittadinanza e le persone di buona volontà e oneste, nelle quali io insomma modestamente mi iscriverei. E ha reso più faticoso anche il lavoro nostro o di partiti come il nostro, insomma, meno forti dal punto di vista economico, meno sorretti da lobby, anzi per nulla sorretti da lobby, ma solo dall'opinione pubblica e dai movimenti più consapevoli.